il discorso di chiamarlo appunto spaghetto alla milanese, e questo sarà in carta da oggi. No, se possiamo ripetere un attimo, lo spaghetto quindi alla milanese, non c'è niente con risotto alla milanese, cioè, è uno spaghetto che si È uno faceva... spaghetto alla milanese, condito con burro, parmigiano, prezzemolo e limone. Ecco, questo è un... spaghetto particolare, perché sappiamo che ad esempio il riso, quello con la foglia d'oro, i marchesi, bisogna usare chiaramente un Carnaroli, qualcuno ultimamente ha usato un Vialone Nano, forse ci può anche stare, non penso che sia rivolto nella tomba, intero marchesi, però chiaramente usare un basmati, chiaramente è chiaro che ai marchesi ci è rimasto un po' male con i suoi allievi, molto probabilmente un orientale l'ha fatto, quindi no, nel caso di questo spaghetto deve essere uno spaghetto... Io utilizzo uno spaghettone, ecco. È uno spaghettone? Sì, uno spaghettone che lega molto bene. E questo appunto è l'unico piatto che lui mi ha insegnato direttamente. È un piatto comunque fa parte della storia di Gualtiero Marchesi nei suoi libri, esiste questo piatto? Esiste anche questo piatto, tra l'altro mi ricordo che un po' di tempo fa anche lo Priore l'aveva messo in carta nel suo ristorante. Anche perché Paolo Lo Priore poi è uno di quelli chiaramente passato insieme a Cracco, insieme a Berton, insomma questi sono gli chef più stellati o già stellati, perché poi chiaramente il tempo passa e qua ci invecchiamo, ecco, quindi questo, vedevo anche le foto recenti di Vittorio Moretti che avevo conosciuto tempo fa, effettivamente insomma il tempo passa un po' per tutti. Bene, io la ringrazio chef, complimenti, e quindi siamo nei tempi, il cuoco ci potrà anche dare delle soddisfazioni, perché è ripartito tutto insomma da qualche anno e quindi si è aperto un nuovo capitolo. Bene, grazie mille.